Veneto, incentivi per l'imprenditoria giovanile. È stato pubblicato dalla Regione Veneto un bando che intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese giovanili nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi, quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Veneto. I beneficiari di questa norma sono le micro e piccole e medie imprese dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi che rientrano in una delle seguenti tipologie: imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, oppure società e cooperative i cui soci siano almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Questi requisiti devono sussistere alla data del 2 febbraio 2024. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 30% sulle spese ammesse. Il contributo massimo ammissibile è di 51.000 euro e il contributo minimo richiedibile è di 6.000 euro. I progetti agevolabili sono quelli relativi a progetti di supporto all'avvio, all'insediamento e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e i progetti di rinnovo e ampliamento dell'attività esistente. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del 16 dicembre 2024 e comunque entro la data di presentazione della domanda di saldo. Le spese ammesse sono quelle relative a macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature, ad arredi nel limite massimo di euro 10.000 di spese ammesse, a negozi mobili, ad autocarri furgonati specifici per il trasporto merci con un limite massimo di spesa ammissibile di 10.000 euro, a spese per l'acquisto di software, realizzazione di siti web e di e-commerce con una spesa massima ammissibile di 10.000 euro, a spese per opere murarie e di impiantistica con un limite massimo di spesa ammessa di 10.000 euro, spese generali da calcolarsi in misura forfettaria pari a 3.500 euro. Le spese devono essere sostenute e pagate a partire dalla data di presentazione della domanda e il 16 dicembre 2024. Le scadenze: si tratta di un bando a graduatoria di merito e la chiusura dello sportello è prevista per le ore 12 del 19 marzo 2024. Per approfondimenti ed assistenza alla presentazione il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Se volete seguirmi e non perdere le prossime opportunità di agevolazioni e incentivi, iscrivetevi al mio canale e seguite il mio podcast. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.